Volevo chiedere a Moretto, voi per le regionali avete fatto una scelta autonoma, avrete il vostro candidato, non abbiamo ancora capito chi sarà, ma le voci, le indiscrezioni dicono che c'è una Daniela Sbrollini in pole position per ambire a quel ruolo. Se lei me lo vuole dire, se lo sa, me lo dica senza problemi, però volevo chiederle soprattutto come mai non avete guardato al candidato di centrosinistra Lorenzoni, che da un punto di vista naturale poteva essere più vicino alle vostre posizioni. Ma domani lo saprete, perché dovrebbe arrivare in questi momenti l'annuncio che domani faremo la conferenza stampa di presentazione sia della candidatura che della squadra. Noi abbiamo mantenuto la linea che sia Matteo Renzi, ma anche tutti noi, diciamo, qui in Veneto abbiamo ottenuto fin dall'inizio. È evidente che queste elezioni regionali hanno degli esiti piuttosto probabili, anche se nessuno immaginava nell'85 che il Verona vincesse il campionato, e quindi noi continuiamo Lei ci spera ancora. a giocare le partite sempre con il massimo della forza e dell'impegno. Noi crediamo che sia evidente a tutti che è un quarto di secolo che in Veneto non cambia nulla. La Lega governa in ruolo di primo piano o di secondo la regione, e dall'altra parte lo schema che il centro-sinistra pone non governa. Quindi c'è uno schema fermo che rischia di rinnovarsi ulteriormente questa volta se non si innesta un elemento di novità. Noi vogliamo essere quell'elemento di novità non con leggerezza, ma anche con il senso di incominciare a rompere questo schema e a provare a offrire ai veneti qualcosa di diverso, anche perché questa regione, che ha del personale sanitario bravissimo, che garantisce dei servizi di qualità, che ha dei virologi importanti che guidano l'azione sanitaria e politica con fermezza, che ha delle imprese e degli imprenditori che si danno da fare, dei lavoratori seri, però non ha in questi ultimi 20 anni fatto uno scatto di sviluppo, di crescita, di sguardo europeo e internazionale come hanno avuto magari altre regioni vicine, penso all'Emilia Romagna per fare un caso, ma la Lombardia stessa, quindi non ne faccio una questione di colore politico. Io credo che il Veneto meriti uno scatto che non è la riproduzione di quello che abbiamo visto in questi ultimi 25 anni, quindi affrontiamo questa sfida con la voglia, l'entusiasmo e la responsabilità di provare a offrire al Veneto qualcosa di più. L'avventura devo dire che è entusiasmante, nonostante ovviamente ci sia difficile sempre scontrarsi con dei numeri, anche se confermo che noi sondaggi non ne avevamo commissionati, quindi sono stati commissionati da altri, e abbiamo detto che la nostra prima sfida saranno le regionali in tutta Italia, dove ci presenteremo anche in Veneto, e quindi consideriamo quello come il giro di boa dell'avvio del nostro partito. E ci tengo a dire, come giustamente diceva la signora, che il nostro non è che un progetto che mira a vincere o a perdere, anche perché appunto in Veneto noi miriamo a consolidare una posizione, ma proprio perché noi vogliamo proporre ai cittadini un partito che sia concreto, che si basi sulle questioni quotidiane, sui problemi veri delle persone. Prima facevo riferimento alle famiglie, quindi al bisogno che le famiglie hanno di sentire uno Stato vicino. I problemi della sanità saranno sicuramente oggetto della campagna elettorale regionale. Ovviamente non sto qui a fare polemica, il corso di laurea è stato bocciato perché toglieva i soldi assegnati per i livelli minimi di assistenza, quindi io credo che non dobbiamo togliere i soldi per le cure agli anziani per fare un corso di formazione, ma che vadano aggiunti, quindi questo era il motivo dell'impugnativa governativa. Ma dall'altro credo che per esempio in questi ultimi anni l'unica riforma veneta sulla sanità abbia riguardato una riorganizzazione delle aziende, che poi non ha portato nessun beneficio diretto al singolo cittadino, e per esempio invece manchi in Veneto una riforma delle case di riposo e delle IPAB, che da tempo aspettiamo e che invece riguarda appunto i problemi veri delle persone. Io mi auguro che questa campagna per le regionali affronti davvero le questioni che i veneti si trovano ad affrontare tutti i giorni, e che non diventi un puro confronto politico, ma un confronto sulle cose, alle quali noi ci poniamo con grande ambizione. Noi abbiamo chiesto a Conte anche qualche giorno fa garanzia su alcune misure, nessuna garanzia su posti, sedie come qualcuno intende, ma abbiamo delle proposte che da mesi giacciono sui tavoli del governo. Una è il piano shock, quindi l'avvio delle opere che non dovrebbero avvenire come la pedemontana, pagandole con le tasche dei cittadini veneti, con le tasse regionali del Veneto, ma che dovrebbero essere delle opere strategiche avviate velocemente a livello nazionale. Abbiamo proposto appunto il Family Act, che sta andando avanti, che prevederà misure concrete per le famiglie, per i genitori, per i figli e anche per le persone più anziane che stanno dentro i nuclei familiari. Quindi abbiamo chiesto delle vere semplificazioni che al momento non avevamo visto nelle bozze del decreto imminente. Noi, se le cose si fanno, ci siamo.